Bentrovati, eccoci all'appuntamento con lo sport, con la nostra web tv www.venetoglobe.com. Ci trovate con lo spazio dedicato allo sport in qualsiasi orario, perché siamo on demand, però gli orari che abbiamo stipulato per voi sono le 19:30 e le 23:30 in orari appunto serali. Per quanto concerne invece il digitale terrestre, 813 813 per vederci sulla provincia di Belluno per il momento, ma tra poco anche su tutto il Veneto. Quindi andiamo ad iniziare con le principali notizie di sport di quest'oggi. Si inizia dal calcio perché la Serie A sta per arrivare, sta per giungere alla seconda giornata di campionato e sarà da scoprire attentamente con alcune belle partite come Napoli-Milan per esempio, con tante sfide interne. La prima è quella di Ancelotti che giocherà contro la sua ex squadra dove ha vinto tantissimo appunto l'ex milanista. La Juventus ha blindato in questi giorni Pjanic fino al 2023, giocatore importantissimo per Allegri, e importante sembra essere anche Alexandro, anche per lui si parla di un rinnovo e di un aumento di contratto nei prossimi giorni, vedremo anche qui come andrà a finire. Intanto ieri sera ad Alessandria, a proposito di colori bianconeri, è scesa in campo la Juventus Under 23 che parteciperà al campionato di Serie C e sarà guidata da Mauro Zironelli, che è stato il tecnico per alcuni anni della formazione del Mestre, sempre in Serie C, poi Mestre che da quest'anno riparte naturalmente da categorie più basse. Mauro Zironelli sarà l'allenatore, è l'allenatore della Juventus Under 23 che partecipa al campionato di Serie C, hanno vinto ieri sera in Coppa contro il Cuneo per 1-0. Passiamo all'altra sponda torinese, quella del Torino vero e proprio, presentato ieri Simone Zaza a Torino. Per lui grande accoglienza tra vecchi e nuovi amici, e di amici ne ha tanti perché negli anni passati aveva giocato anche alla Juventus. E così si comincia la seconda giornata, vi dicevo, con sabato Juventus-Lazio e poi Napoli-Milan. Per la Serie B invece sarà una Serie B a quota 19 squadre, prima giornata a Spezzatino, 24, 25 e 26 agosto con Cittadella Crotone, Venezia Spezia e Verona Padova per quanto riguarda le trevigiane, o meglio scusatemi, le venete. Il Padova alla seconda giornata avrà un ulteriore derby, sarà quello contro il Venezia, quindi il primo anticipo venerdì sera Brescia-Perugia alle 21, il posticipo invece con Benevento-Lecce lunedì alle ore 21 sempre. Slittano i campionati di Serie C, facendo così non si potrà iniziare sicuramente prima del 15 settembre, quindi slittamenti ancora dovuti ad alcune questioni da dirimere per quanto riguarda soprattutto la Serie B e la Serie C in questo caso. La Serie D invece continua la sua fase di preparazione, per la Serie D trevigiana abbiamo il Montebelluna di Checco Feltrin che domenica sarà in campo regolarmente per affrontare il Cartigliano nel recupero della gara che è stata rinviata domenica scorsa per i noti fatti di cronaca nera, purtroppo il crollo del Ponte Morandi a Genova, e alcune partite anche per quanto riguardava la Serie D erano state giustamente rinviate. Domenica andrà in campo anche l'eccellenza, la promozione, la prima e la seconda categoria. Domani e nei prossimi giorni vedremo gli accoppiamenti, i gironi, ma ormai è calcio, veramente ormai si può cancellare il calcio d'agosto perché ci stiamo avvicinando al via nei vari campionati. Parliamo di calcio, ma dando un'occhiata anche alle squadre che si stanno muovendo. Rimaniamo sempre nell'eccellenza con il Treviso che giocherà domani a Marostica contro il Marostica, poi il Lia Piave che giocherà invece questa sera nella finale di torneo a Cimadolmo contro l'Opitergina, e domani sera invece alla Casa del Popolo, sempre di San Polo di Piave, Lia Piave viene presentato ai tifosi e alla stampa
stampa come ogni anno avviene. Per quanto riguarda la promozione veneta, ci spostiamo proprio in casa Prodeco Montello. Noi li abbiamo seguiti sabato quando sono andati a giocare in quel di Mansuè contro il Porto Mansuè. La formazione di Marco Marchetti ha perduto 1-0, ma ha fatto un altro buon passo, un altro buon avvicinamento alla via nel campionato. E allora sentiamo Marco Marchetti ai nostri microfoni. Sì, le squadre di categoria le abbiamo cercate perché abbiamo bisogno di avere difficoltà, di andare a superarle le difficoltà, e per cui abbiamo cercato squadre competitive, però ci stiamo allenando per giocare ogni partita con l'idea di poter stare sul campo contro chiunque, per cui i miei ragazzi devono cercare di non pensare che chi sta dall'altra parte è di un'altra categoria, e per cui sotto l'aspetto della personalità qualcosina in più dobbiamo fare. Dopo sull'aspetto della volontà i ragazzi hanno faticato e fa parte dell'allenamento che dovevamo fare. Il risultato non è la priorità in questo momento qua. Vogliamo vincere le partite, ma non è la priorità in questo momento qua. È l'atteggiamento quello che mi interessava, e ripeto, sotto l'aspetto della personalità qualcosina in più, soprattutto dai giovani, lo pretendo perché serve. Sull'intensità e su star dentro la partita con queste temperature qua e in questo momento qua è positiva la risposta che abbiamo dato. Avrai già in testa la squadra, ma è troppo presto forse per averla già delineata, oppure l'hai già inquadrata? No, noi abbiamo abbastanza alternative anche soprattutto, per cui ci sono giocatori da cui non possiamo prescindere, per cui lo sappiamo che abbiamo una spina dorsale importante su cui fare affidamento, però abbiamo soluzioni, e per cui sto aspettando solo la crescita dei giovani per poter avere la possibilità di muovere anche un po' di più la squadra. Questo fa parte del periodo, insomma, è normale. Giovani che in questi anni e con queste organizzazioni diventano sempre più importanti. Fondamentali, però dobbiamo fare in modo anche che questi ragazzi qua non vengano usati solo per l'età, e questa è la cosa prima che io dico a questi ragazzi qua: voi vi dovete meritare questa categoria qua, e ve la dovete trovare anche fra 2 o 3 stagioni, quando uscite dall'età che vi sta del fuori quota, che vi dà un po' di vantaggio. E per cui io cerco di aiutare questi ragazzi qua e non usarli tra virgolette come qualche volta vedo si fa. Devono crescere perché vengono da campionati dove i ritmi, insomma, l'intensità è diversa, ma è normale, dai. Complimenti a Marco Marchetti, tecnico del Prodeco Montello, perché dice cose sempre sensate e sempre importanti, soprattutto anche, avete sentito, sulla questione dei giovani. Continuiamo a batterlo e a dibatterlo da anni a questa parte. I giovani che sono costretti, diciamo tra virgolette, a giocare in una categoria un anno, poi si ritrovano senza posto l'anno dopo. Ecco, per fare questo bisogna, insomma, che anche le società si muovano e gli allenatori preparino al meglio questi giocatori. Amichevoli e tornei questa sera per molte squadre trevigiane. Finali, come vi dicevo in precedenza, a Cimadolmo, iniziano Fontanelle Prata e chiude Lia Piave o Pitergina, finale primo e secondo posto. Si giocano le qualificazioni del quadrangolare di Cappella Maggiore, le finali si terranno venerdì 24. Triangolare anche a Gaiarine e Memorial Dalbello invece a San Zenone degli Ezzelini. In serata poi si giocano alcune amichevoli a Conegliano, al Narciso Soldan, Conegliano Plavis, poi al D'Agostin di Pieve di Soligo, Eclisse Carini Pivisina Cisonese, poi Sant'Elena Union Pro, la Beretti del Pordenone contro il Porto Mansuè di Stefano Lombardi, San Gaetano Prodeco Montello, nuovamente in campo il Prodeco, San Biagio Casale, Monastier Zero Branco, Zensonese Ceggia, Union RSV Città di Paese, Istrana Cartigliano, Postioma Lovis Spresiano, Caerano Cornuda Crocetta, che ha cominciato a giocare, che ha cominciato ad allenarsi con il nuovo tecnico e con la squadra che è ancora in via di definizione, e poi Vit San Giacomo, Itlas Santa Giustina. Insomma, per gli amanti del calcio questa sera c'è di che divertirsi.
Eccoci sul basket invece, perché il basket ha preso il via decisamente l'altra sera con la presentazione a Treviso al Sant'Antonino, il Palazzetto dello Sport di Sant'Antonino della TVB 2018-2019. Noi c'eravamo, ieri vi abbiamo fatto ascoltare il tecnico Menetti, oggi tocca a uno dei nuovi acquisti, Matteo Chillo, ai microfoni della nostra Valentina Dalmas. Grazie per il benvenuto a tutto il pubblico di Treviso. Sono molto contento, sono molto carico perché finalmente si inizia, finalmente ci alleniamo con uno scopo, con un obiettivo, mentre magari durante l'estate ti alleni per mantenere, diciamo, il fisico, adesso finalmente iniziamo a fare sul serio. Un nuovo gruppo, quindi ci sarà utile trovare velocemente la giusta amalgama. Sì, quello è sicuramente il primo step da fare, cercare di unirsi e di conoscersi meglio ci sono già belle sensazioni, comunque siamo tutti ragazzi giovani. Alcuni già li conoscevi? Sì, assolutamente, Tessitori, Imbrò, Lombardi, ci ho giocato 2 anni, comunque tutta la squadra, bene o male, il basket è un ambiente molto ristretto e ci conosciamo tutti. Qual è il tuo obiettivo personale di questa stagione? Sicuramente cercare di fare il meglio possibile sia a livello di squadra sia a livello individuale, cercare di ottenere i migliori risultati. Grazie mille. Grazie a Valentina che ci fa conoscere quindi uno dei primi nuovi acquisti della TVB, avremo modo di conoscerne altri durante il corso delle prossime giornate. Vi ricordo che la TVB dopo questi allenamenti in sede a Sant'Antonino andrà a Domegge di Cadore per un mini ritiro dal 29 agosto al 2 settembre, poi rientrerà in provincia, rientrerà il 4 settembre, andrà a giocare a Pieve di Soligo nel nuovo impianto di Pieve di Soligo, giocherà l'amichevole contro Udine, un amichevole che seguiremo dettagliatamente, ma di questo ne parleremo magari nelle prossime settimane. Altra squadra importante per quanto riguarda la marca trevigiana è sicuramente la Ruker Sanve di San Venemiano, una Ruker che partecipa al campionato di B con tante velleità e naturalmente la voglia di un passaggio di categoria, un salto di categoria che potrebbe essere nelle corde degli uomini di Mian quest'anno. Andiamo a sentire cosa ne pensa il general manager Michele Gherardini ai nostri microfoni. Sì, la squadra è cambiata tantissimo rispetto a quella dell'anno scorso perché su 12 giocatori abbiamo 9 ragazzi nuovi. Abbiamo cercato di fare una squadra seguendo un po' anche gli input che ci sono stati dati dall'allenatore, quindi ci piaceva avere un mix di ragazzi giovani che avessero però già avuto alle spalle qualche esperienza in questo campionato, che è un campionato difficile e praticamente quasi professionistico, e quindi abbiamo preso alcuni ragazzi tipo Malbasa, Vedovato, Perin e Bloise che hanno già tutti alle spalle dei campionati senior e poi abbiamo completato la squadra con altri 6 ragazzi che vengono da settori giovanili importanti, che sono ragazzi molto interessanti e riteniamo molto futuribili. Ormai sono un po' di anni che la società sta lavorando bene, abbiamo un allenatore che a livello giovanile ha un nome importante, viene da un settore giovanile come quello della Benetton Basket in cui ha lavorato diversi anni, ha lavorato bene, e quindi quando si approcciano ragazzi giovani e si usa il nome di Marco e il nome della società Ruker Sanve, è sempre, anno dopo anno, è sempre più facile riuscire ad arrivare a questi ragazzi, perché comunque ci stiamo facendo un bel nome, diciamo. Credo che abbiamo un bel mix di giocatori, possiamo essere una squadra interessante, giovane, frizzante, possiamo giocare molto mettendo tanta pressione, intensità, correre molto, che è un po' come vuole giocare il coach. Poi chiaramente
tante squadre sulla carta sono belle, sono buone, poi bisogna vedere come sul campo i giocatori a livello di chimica riescono a creare, però siamo soddisfatti del mercato, siamo contenti e non vediamo l'ora di iniziare. Ringraziamo il general manager Gherardini, in bocca al lupo naturalmente, buon lavoro, ho cominciato a sudare anche quelli della Ruker San Mennemiano, che esordirà a Lecco in trasferta il 7 ottobre, in casa a Saccon il 13 ottobre contro l'Urania Fiat Milano. Ha iniziato anche eccolo qui, il simbolo del Vigor Conegliano, si sono ritrovati i ragazzi del presidente Francescon al Palazzetto dello Sport di via Filzi a Conegliano, nuovo coach tra l'altro e rinnovo anche del roster per un campionato che come sempre sarà impegnativo, ne parleremo nelle prossime settimane. Rimaniamo su questa inquadratura per ricordare il rugby. Vedete in questa foto il capitano Dean Budd che ieri era a Glasgow insieme a McCrory, il tecnico, per presenziare alla presentazione, scusate la ripetizione, del Pro 14. Un Pro 14 che si appresta ad essere un campionato bellissimo anche quest'anno, sono nuovi gli obiettivi o più interessanti o più importanti gli obiettivi del Benetton, ne parleremo dettagliatamente nei prossimi giorni anche con Amerino Zatta che ci ha rilasciato un'intervista soprattutto per quanto riguarda il pubblico che arriva a Monigo. Terza amichevole si giocherà venerdì sera sempre alle 20:30 contro le Zebre, sarà un derbissimo in questo caso. In Serie A è finalmente tutto pronto per quanto riguarda sempre il rugby, si partirà il 14 ottobre, ai nastri di partenza oltre alla Rogers Tarvisium anche il rugby paese. Prima giornata il 14 ottobre con Tarvisium Badia e Petrarca Paese. Con questa notizia abbiamo terminato il nostro appuntamento consueto giornaliero dal lunedì al venerdì dedicato al mondo dello sport sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, lo spazio appunto quello venetoglobe.sport, ma il punto non c'è. E poi l'813, il canale 813 per la provincia di Belluno. Al più presto, ci auguriamo per tutto il Veneto, sempre per seguirci ogni giorno con lo sport di marca e lo sport regionale. A tutti voi, buona serata.